Ho il piacere di avere di nuovo qui al mio fianco Alberto Campo. Io vi chiederei subito un applauso così per farci piacere. Io dico Alberto Campo. Oh. Non c'è ragione. No, perché fa più spettacolo, almeno diamo subito un po' di spettacolo. Allora, io dovrei brevemente, insomma, giornalista musicale, scritto su Repubblica, Rumore, Musica XL, direttore artistico di Traffic Free Festival, direttore anche di Radio Flash ai tempi d'oro. Ci troviamo in questo nuovo millennio. Io la prima cosa che mi viene da chiederti, perché magari prendo una cantonata ma è giusto che me la dici tu, a che punto siamo? A me sembra che l'indie italiano, nonostante tutto quello che è successo, sia in un momento, diciamo, felice, che stia succedendo qualcosa si muove. Bah sì, ci sono artisti famosi. C'è un cambio di generazione, c'è un pubblico nuovo, c'è gente nuova sul palco e va bene così, cioè non credo che abbia a che fare né con la qualità della musica né con le facce dei protagonisti, è più che altro un dato anagrafico, è scaduto un tempo, è cominciato un altro, fine. Mi faceva specie Nebbiolo però, mentre lo ascoltavo mi è venuto in mente come siamo messi noi in Italia e come potremmo essere. Allora, quest'estate mi è capitato di vedere a questo festival, come si chiama? Una volta era Spaziale, adesso si chiama 2 Days. Sì, c'era una sera un cantautore americano che è piuttosto famoso. Scusate, se per favore riusciamo a fare un po' di silenzio, richiedo che stiamo registrando, grazie. No, è che devo registrare, grazie. Mica per niente. Devi fare silenzio. C'è questo cantautore americano abbastanza famoso nel giro alternativo, che credo sia stato pagato alcune migliaia di euro. Mac DeMarco si chiama. Sì. E non è che suona molto meglio di Nebbiolo, anzi forse Nebbiolo è persino meglio. E Nebbiolo ha anche la chitarra fatta da lui. E questa prospettiva che secondo me sfalsa il nostro punto di vista, il nostro modo di stare nel mondo, nel senso che Nebbiolo è bravo e fosse nato, io adesso non ricordo dove sia nato Mac DeMarco, in Delaware o in Missouri o da quelle parti lì. Canadese, dicono, canadese, è quello, figurati, Canada, ne hanno. Però adottato in America, no? Sì. E fatto sta che Mac DeMarco e Pitchfork gli vota i dischi altissimi, cioè uno che viene in Italia, fa 2 Days, viene pagato migliaia di euro per un concerto, anche abbastanza scadente se devo essere sincero. Certo. E noi abbiamo in casa Nebbiolo, avremmo in casa Nebbiolo che vale più o meno è l'equivalente nostrano di Mac DeMarco e non riusciamo, perché siamo piccoli, cioè contiamo poco. Però ecco, in questo essere piccoli, la capacità, diciamo, italiana di adattarsi, io volevo dire, è vero che c'è stato un cambio generazionale, però è anche vero che proprio il modo in cui per certi versi hanno costruito questi nuovi fenomeni è un po' diverso. Che ne so, etichette come Bomba Dischi sono etichette comunque, cioè, che hanno modalità un po' differenti, che hanno sfruttato anche questa è una cosa generazionale. Credo sia il contrario di quello che dice, cioè credo che non dipenda più dalle etichette discografiche, cioè una volta le etichette discografiche muovevano il mercato, facevano le campagne promozionali, compravano le pubblicità, compravano le copertine dei giornali, cose così. Adesso non è più così, adesso le etichette discografiche sono quelle che sfruttano la capacità che gli artisti hanno di stare sui social e di propagandare se stessi, cioè la partita è completamente diversa. È completamente diversa, quindi dici in qualche modo è un po' come se fossero cioè, l'artista di base deve sapersi muovere sul social, altrimenti io credo i social, cioè la storia di Cambridge Analytica spiega che i social non sono proprio una benedizione, no, però sono un'occasione per cui tu non hai tanti filtri. Io mi ricordo quando ho cominciato a fare la radio da ragazzino, cioè ho detto mi butto, vedo cosa succede, speriamo che va bene. YouTube è ancora più facile, nel senso che io ho dovuto chiedere a qualcuno che mi facesse trasmettere nella sua radio. YouTube, ti metti il tuo canale, se vali qualcosa la gente viene a darti retta, cioè no? È molto più diretto, devi avere molto più faccia tosta, però se ce l'hai funziona. Poi stai in un meccanismo molto complesso che se non sei capace a gestirlo ti mastica nel giro di 24 ore. Quindi diciamo, visto che qui passano tanti artisti anche giovani, io adesso sai, mi verrebbe il consiglio che tu gli daresti: non andate da nessuna casa discografica, fate, diciamo, un self-made. Sì, no, fatevi, cioè YouTube,
SoundCloud, Facebook, queste cose qua. Coltivate i vostri amici, suonate il più possibile che potete dal vivo, diventate bravi, diventate simpatici, fatevi amare delle persone e poi le case discografiche, ammesso che escano ancora i dischi, arriveranno. Ammesso che escono ancora i dischi, dici bene, ormai è un po' come dire una maniera che abbiamo. No, ci sono i dischi in vinile, cioè. Beh sì, però un mercato. Stanno tornando persino le cassette, quindi c'è un futuro per qualsiasi cosa. Sì, sono diciamo ormai però diciamo dei reperti un po' da collezionisti, la musica ha perso. Feticismo. Sì, da feticismo, come fosse un. No, ma la musica l'ascolti su, come si chiama, Spotify, no? Ascolti su Spotify, quella che viene definita ormai diciamo la soluzione della musica liquida. Ma è così che funziona il mondo, cioè ci mettiamo contro tu e io, no, ci mancherebbe. Cioè barricate. Anzi, per cercare di capire come funziona il mondo. Come entrare in Spotify? Ma metti la musica su Spotify. Sono sbattimento, li devi fare tutta una richiesta, è una cosa lunga. Allora, voi siete su Spotify? Aspetta che sono su Spotify. Siete su Spotify, ma è chiaro, siete attrezzatissimi da quel punto di vista, ci mancherebbe, perché ormai diciamo si fa così. Però avete anche, se non sbaglio, dei contatti con Libello, avete un'agenzia che comunque vi segue e quant'altro. Ho adesso invece la possibilità di approfondire un po' di cose sempre con Alberto Campo. Allora Alberto, prima ti ho chiesto della musica diciamo indie, adesso vorrei chiederti invece tu che cosa stai combinando in questa fase, perché è chiaro che è così, non credo sia così interessante, ma insomma. No, vabbè, anche perché sai, ormai in questa società tu sei anche un po' una mosca bianca, perché non hai Facebook, quindi no. è difficile venire a scoprire cosa combinano. Tanta gente mi ha chiesto anche, diceva, ma Alberto cosa fa? Viene da te, perché sai non sappiamo niente perché non c'è Facebook. Vivo insieme così. Clandestinità. Se vivi in un regime di semi-clandestinità, quindi hai, diciamo, ti stai ritagliando uno spazio. Ma no, faccio il mio lavoro. Il tuo solito. Lo scribacchino in giro finché durano i giornali, quindi per poco. Lavoro in Trentino, pensa te. Cioè, in Trentino? Sì, no, faccio un festival, una rassegna di concerti in Trentino. Con una certa soddisfazione, devo dire la verità. Certo. Sì, no, insomma. Sbarco lunario, ma mettila così. Cioè, no, io lo devo fare, te lo devo chiedere per carità, perché poi siccome esatto, cioè, ormai tu hai creato anche un po' diciamo almeno sui social, su internet, un errore di mistero, perché uno dei pochi video che diciamo sono riuscito a reperire di te su internet, su YouTube, è un video dove c'è una interessantissima tua, come dire, conferenza su Rino Gaetano, dove racconti Rino Gaetano, ma poche altre cose. Diciamo. Era un'occasione bellissima perché era una cosa per i 150 anni dell'Unità d'Italia. E un amico che coordinava tutta questa storia, Gianluigi Recuperati, lo scrittore, mi chiese: senti, devi raccontare un musicista che rappresenti, secondo te, l'italiano. Ho detto, ci ho pensato, dici, ci sono mucchi di musicisti che mi piacciono, però ho detto Rino Gaetano è imbattibile da quel punto di vista lì, perché è insieme ignorante e geniale. Nella combinazione di questi due elementi sta la sua grandezza e il fatto che secondo me sì, dovendo raccontare un musicista che raffigurasse l'Italia mi sembrava la scelta migliore. Ecco, però guarda, è un paradosso forte, anche perché poi Rino Gaetano, se tu lo scegli come italiano, diciamo che qui nel nostro paese non ha avuto una vita facile per certi versi. No, però ha avuto anche successo. Ha avuto un grande successo, certo. Era un personaggio di grande successo, credo che neanche lui capisse come mai, neanche quelli che compravano i dischi capivano perché li compravano, però è successo sto miracolo che lui faceva queste canzoni strane, testi veramente tuttora enigmatici, te li ascolti anche adesso, secondo me non ti spieghi completamente che cosa sta dicendo, però è una meraviglia uguale. Cioè scusami, visto che hai parlato tu di enigmistica, talmente enigmatici che c'è un pezzo inedito come la ballata di Renzo che in qualche modo racconta anche della sua modalità sfortunatissima di morte, e anche in questo senso veramente una veggenza, o forse sempre a proposito di italiano, cioè come dire, un po' veramente un destino strano quello di noi italiani, cioè dove comunque se non ci diamo la zappa sui piedi, no vabbè, no, senza scendere su questo, voler portare all'estremo la tua, però diciamo. Rino Gaetano ci dà secondo me il pretesto per dire la stranezza che è successa in queste, tu dici la musica italiana indipendente sta bene, la cosa che dicevi prima, la cosa strana che è successa è che siamo nati incendiari e moriamo pompieri. Nel senso che lui, quello che è accaduto è che la musica italiana a un certo punto ha avuto uno scossone
col punk, la new wave, gli hit FIBA, i CCP, queste cose qua, all'inizio degli anni '80, che non se ne poteva più dei cantautori. Siamo di nuovo in mezzo ai cantautori, quindi siamo di nuovo in mezzo, non ce ne libereremo mai. Tu hai cercato e quindi questa è la teoria dell'eterno ritorno, un po' come dire alla vita. No? Evidentemente è il modello in cui siamo condannati a sottostare, cioè è il mondo in cui viviamo, la musica italiana è quella roba lì, è inutile che facciamo finta di fare altre cose. C'è un ritorno, però c'è anche da dire che per come viviamo oggi, anche per le possibilità che hai, più che il cantautore, cioè che ti puoi mettere lì, scrivere una canzoncina, arrangiarla col tuo computer e metterla lì, diventa difficile organizzare altre cose. A parte noi che stasera abbiamo un'orchestra che adesso si sistemerà. No, ma infatti è curioso che ci siano ancora le band, cioè voglio dire, è quasi un paradosso, perché ormai ti fa la musica in cameretta, anche se fai il produttore elettronico, o fai l'hip hop, o fai il cantautore solista, puoi fare tutto in cameretta. Ed è fantastico, nel senso che questo abbatte l'accesso alla musica, che altrimenti diventa complicato. Il conservatorio, impara lo strumento, metti sulla band, trova la cantina, la sala prove, sti cazzi, non ti passa più. Ammiro loro, dove loro provano, ci avranno una villa da qualche parte. Ma guarda, lì è come dire, la potenza anche di questi strumenti straordinari che sono che è l'ukulele, che insomma credo che fosse uno degli strumenti che George Harrison lo regalava, fossero confetti, così va. Uno strumento che diciamo, però vedi, ecco, in questo mondo di musica elettronica tu tra l'altro sei anche uno esperto di musica elettronica, ti piace molto. Il festival a Trento è di musica elettronica, è tutto elettronica, è tutto elettronica, è quella più. Però durano ancora, diciamo, gli strumenti a corde, questo genere, diciamo, di situazione traditional. Vale tutto a questo punto. Ma non è che vale tutto, è che ogni novità stimola una reazione uguale e contraria, per cui la musica è digitale su SoundCloud, su Spotify, attraverso YouTube, eccetera. Cosa succede? Torna il vinile e tornano le cassette. Cioè in America, negli Stati Uniti d'America lo scorso anno il mercato delle audiocassette è cresciuto del 308%, capito? Da ascoltare magari le cassette. Ma chi c'era più un registratore cassette a casa? L'ultima piastra l'ho buttata, comunque le cassette hanno tutti dei problemi che insomma a sentirle adesso però torna, escono le cassette e diciamo torna questa cosa del no, feticcio. Ma è perché sì, un po' il feticcio, un po' è dire no all'immaterialità, al digitale, un po' è una forma di reazione anche snobistica, non so, non saprei interpretarlo, cioè a me vedere i ragazzi che comprano i dischi in vinile mi casca la mascella, cioè tuttora mi devo dare una spiegazione di questo. È bellissimo ma è anche orribile al tempo stesso. È bellissimo, orribile, è vero, come è bellissimo, orribile. Adesso sarebbe da indagare e potremmo fare veramente una puntata la prossima su questa cosa qua. Bellissimo, orribile. Io però ti vorrei chiedere, non posso esimermi prima di lasciarti andare, chiederti, dacci magari due nomi di gruppi o di situazioni che in questo momento cioè così che ci vuoi italiani, indicare. Stranieri, qualsiasi. Italiani e poi magari due italiani e due stranieri, dai. Tanti. Un disco che mi è piaciuto tantissimo italiano lo scorso anno è quello di Carl Brave per Franco 126, certo. Proprio divertentissimo. Sono andato persino a vedere il concerto deludente, però il disco è bello. Sono un po' opposti loro dal vivo, no? Però sì, no, sono coattoni, quindi la buttano un po' a cacciare. Italiani, non lo so. Il secondo nome ci penso. Pensaci un po'. Stranieri dico stranezze, tipo Arca mi è piaciuto tantissimo, l'ho visto anche a Club to Club, è veramente fantastico. Che altro devo dire? No, due nomi mi hai chiesto, te ne ho detto uno italiano e uno straniero. Alberto, sono reticente. Allora signori, io sono invece contentissimo e spero di averti ancora qui presto, e anzi quando veniteci a trovare tu sei sempre il benvenuto. Io vi chiederei veramente, perché lo fate per me, perché sono in soggezione, un grande applauso per Alberto Campo, ci hai fatto, è un piacere averti, speriamo di riaverti veramente prestissimo. E giustamente per salutarti noi abbiamo chiamato un'orchestra, capito, qui stasera per salutarti, un'orchestra che adesso io e io devo scappare che perdo il pullman, lo so, però mi ha detto che mi manda il file, abbiamo tutti quanti i file, vi mandiamo tutto, già patteggiato una resa onorevole e abbiamo trovato, diciamo, una media. Allora grazie ancora ad Alberto Campo. Io adesso devo far partire un po' di fischi perché